essere presenti anche noi, anche perché per manifestare quelle che sono le nostre difficoltà. Non è che non abbiamo delle difficoltà, vorremmo anche capire se dobbiamo mettere in moto una macchina, per quanto deve rimanere in moto, cosa investire per farla mantenere in moto. Chiedono di poter contare anche loro nelle scelte del trasporto scolastico della Marca. Sono una quarantina di aziende di autoservizi presenti in provincia che danno lavoro ad oltre 200 famiglie. Ora, con aperture e soprattutto chiusure, per molti la situazione si è fatta davvero complicata, sommando le perdite all'incertezza nel procedere con assunzioni e stipula di assicurazioni. Non sappiamo cosa succederà domani, se saremo chiamati a fare qualcosa, se non potremo farlo, se potremo farlo, come potremo farlo, un po' di chiarezza anche, quindi non solo il momento difficile ma anche la scarsa visione di quello che potrà succedere nei prossimi giorni, insomma nei prossimi mesi. Ecco, voi fate un appello alla Regione perché faccia da regia. Beh, oddio, sarebbe il suo compito, la politica dovrebbe dettare le linee guida, stabilire quali sono anche le regole e dovrebbero valere per tutta la regione, non che ogni provincia si regoli, provincia o comune che sia si regoli secondo una propria visione, quindi a macchia di leopardo. Il rischio in effetti c'è, sottolinea Adriano Battistuzzi. Alcune aziende locali sono già partite per l'Emilia Romagna, dove sono state chiamate a fare dei servizi di TPL in supporto alle aziende pubbliche locali, quindi ci sarà anche un'esigenza poi di andare a reperire risorse sul territorio. Ecco, l'altro dato che sta emergendo è che molti sindaci stanno cominciando, diciamo così, ad andare avanti per conto proprio per il trasporto scolastico. Io personalmente sono stato contattato da qualche amministrazione che mi ha detto tenetevi pronti perché nel caso in cui non ci sia una decisione definitiva noi dovremo organizzarci in proprio, quindi attingeremo anche dalle risorse locali.